Il terremoto che è occorso in Venezuela la scorsa settimana ci ha restituito una situazione molto complessa. E quindi nell'esprimere solidarietà ai nostri amici venezuelani, amici fraterni, non posso che ringraziare il governo italiano che si è subito messo a disposizione con l'unità di crisi attivandosi subito per poter portare sul luogo personale qualificato, per dare una mano insomma e sostenere la popolazione e i recuperi. Quello che però secondo noi è molto importante in questo momento è un atto politico e questo atto politico noi lo chiediamo al governo di Delcy Rodriguez, che dovrebbe dimostrare di essere il cambiamento rispetto al regime di Maduro. Serve più democrazia, serve più rispetto dei diritti civili e quindi auspichiamo che al più presto si possano effettuare le visite consolari ai detenuti, a maggior ragione dopo il disastro occorso, perché non sappiamo se queste persone sono ancora in vita.